Buonasera a tutti, io mi chiamo Arianna Steri, sono un ingegnere chimico e lavoro per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Tra gli obiettivi del nostro programma rientrano due grandi tematiche fondamentali, che sono l'innovazione tecnologica e la riconversione del nostro territorio. Perché sono due tematiche che mi stanno profondamente a cuore? Perché intraprendere questa strada verso la riconversione e l'innovazione tecnologica significherà creare un valore aggiunto per San Giovanni, ma non solo. Significherà creare un valore aggiunto anche per tutto il territorio circostante, quindi per tutta l'area di Sulcis Iglesiente, che come sappiamo purtroppo è già stata colpita abbastanza dalla crisi economica e industriale. Ovviamente potrebbero sembrare i classici paroloni o i classici slogan che tutti professano e alla fine nessuno realizza, concretizza, ma come ci ha già parlato Francesco, l'amministrazione comunale di San Giovanni su Ergio negli scorsi 5 anni si è già occupata di questi argomenti, ha già intrapreso questo percorso, per esempio con la storia dell'efficientamento energetico delle scuole, la manutenzione e le migliorie apportate nell'illuminazione pubblica. Queste hanno ridotto del 40% i costi e soprattutto hanno ridotto le emissioni di anidride carbonica. Okay? Quindi noi dobbiamo cercare di essere un esempio per tutti, anche per tutti i comuni che ci stanno intorno. Ora noi ci stiamo, noi adesso vogliamo occuparci, diciamo vogliamo promuovere l'energia da fonti rinnovabili. Quindi diciamo adesso noi vogliamo promuovere l'energia da fonti rinnovabili per le imprese agricole in modo da renderle autonome dal punto di vista energetico nella produzione e nella distribuzione delle colture. Mentre per quanto riguarda la questione della riconversione, questa può essere realizzata ovviamente con processi lenti che ovviamente durano un pochino nel tempo, sfruttando i finanziamenti europei, i fondi europei esistenti. E a tal proposito la nostra amministrazione comunale lo scorso aprile 2021 ha presentato insieme all'Unione dei Comuni del Sulcis e ad altri enti dei progetti interessantissimi in merito, quindi sia per quanto riguarda la riconversione che la transizione ecologica ed energetica. E ora stiamo attendendo che vengano approvati i finanziamenti. Io faccio già parte di questo processo di riconversione perché il progetto Aria per il quale lavoro è uno dei tanti progetti di riconversione che si stanno sviluppando all'interno di Carbo Sulcis. E quindi posso garantirvi che anche nelle zone intorno a noi ci si sta muovendo in questa direzione, quindi dobbiamo adeguarci. Io sarei ben felice di mettere a disposizione le mie conoscenze e le mie competenze in materia, soprattutto al servizio del mio paese. Quindi vi invito tutti quanti ad andare a votare, perché il voto è una grande responsabilità, non è solo un diritto, ma è soprattutto un dovere, perché noi scegliamo le sorti del nostro paese. Quindi andiamo a votare, votate la lista numero 2 con Elvira Usai sindaco, riprendiamo il filo. Grazie a tutti.